Mercoledì 1 agosto, il maxi esodo dell'estate 2012 è iniziato. Weekend di fuoco nelle strade del Veneto, traffico alle stelle per i prossimi giorni, bollino nero per sabato 4 agosto e durante quella giornata, a meno che non sia indispensabile, meglio non mettersi in viaggio. Secondo l'ANAS l'esodo di quest'anno sarà al risparmio, si utilizzerà di più l'auto al posto dell'aereo e aumenteranno gli spostamenti a breve e medio raggio e crescerà l'utilizzo delle strade senza pedaggio. Intanto nel Veneto per la giornata di oggi la situazione non presenta delle criticità. Oggi non abbiamo momenti particolari di traffico di particolare criticità, quindi c'è traffico normale, qualche rallentamento coda dovuto a incidenti, in particolare in autostrada, niente di rilevante sulla viabilità ordinaria. Le strade del Veneto che verranno prese d'assalto nei prossimi giorni saranno l'A4 in direzione Trieste e l'A27 nel bivio con la statale 51 di Alemagna. Il consiglio è quello di evitare nel fine settimana il passante e di percorrere per chi proviene da est e deve raggiungere il confine l'autostrada A27 in direzione Conegliano e poi svoltare per Portogruaro. Sulle nostre strade noi prevediamo traffico molto intenso in autostrada e in particolare lungo la direttrice ovest-est venerdì e poi domenica è oriento di quelli che fanno solo il fine settimana. E i prossimi fine settimana di agosto saranno tutti a bollino rosso. A quanto pare gli italiani per quest'anno hanno preferito le partenze intelligenti.